Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E siamo così anche questa settimana prontissimi per iniziare come sempre una nuovissima puntata di Made in Polesine. Buongiorno Leandro. Buongiorno Davide, come stai? Freddo, Bene, siamo freschetto. Questi giorni insomma il freddo non manca. Il freddo non manca, anche se qua fortunatamente siamo al calduccio, però c'è freddo, va bene. C'è freddino, ma però dai. C'è la calaverna, c'è la che in dialetto sarebbe la sisara. La sisara. Alla mattina ci svegliamo con gli alberi tutti imbiancati, ma questa è un'altra storia, prego. Bene, allora dicevo, nuova puntata di Made in Polesine, come sempre su Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. Adesso diamo subito lettura dei titoli che andiamo ad affrontare quest'oggi in questa puntata di Made in Polesine. Il primo, eccola qua, Liliana Segre e Adria. Poi Inciviltà e animali. Attività e Covid. Poi soldi finiti. Ma no, ma questo non, ma guarda che... ma non è una novità. Persino il jingle fa fatica a entrare. Poi governo e miseria, tanto per rimanere in tema. Ecco qua, questi sono i titoli di oggi che andiamo ad affrontare all'interno di Made in Polesine, e noi a questo punto ci assentiamo, brevissima pausa e poi iniziamo la puntata di oggi. Allora siamo pronti a partire e i titoli li abbiamo già letti, e adesso il primo di questi è Liliana Segre e Adria. Allora, perché ne parliamo? Perché martedì scorso si sa che il governo ha chiesto la fiducia, c'è stato di tutto e di più, una delle senatrici a vita, che è appunto Liliana Segre, persona stimatissima di 90 anni, che è stata nel campo di concentramento eccetera eccetera, e in un blog o forse in una pagina di Facebook di Adria qualcuno l'ha attaccata dicendo cose inenarrabili, e il sindaco di Adria giustamente ha deciso, era già nell'aria, però ha deciso di dare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, e questo è la cronaca. Questo ci fa piacere, naturalmente anche la tempestività da parte del sindaco per criticare chi aveva fatto questo post abbastanza scellerato, e quindi bravo il sindaco, brava l'amministrazione eccetera eccetera. Che dire, andiamo su un discorso un po' più ampio, nel senso che lo diciamo spesso, tutti ne stanno parlando, purtroppo la libertà di potersi esprimere sui social, in particolar modo su Facebook e quant'altro, sta diventando veramente un problema, perché chiunque può dire la sua, chiunque può inondarci di fake news. Per esempio il discorso dei vaccini, c'è tutto il contrario di tutto, gente che dice che sono morte migliaia di persone per colpa dei vaccini, che naturalmente non è vero, altri che dicono che Davide Milan è bello. Cioè nel senso che onestamente sì, dai, il potere stiamo un po' drammatizzando, però, sì, insomma, però il poter dire esiste. La qualsiasi cosa bisogna fare? Beh, sappiamo che qualche algoritmo che funziona su Facebook c'è, per esempio se qualcuno fa qualche discorso di apologia del fascismo, per esempio lo bloccano subito. Se qualcuno mette su foto porno o altro, lo bloccano subito, eccetera eccetera. Ecco, bisognerebbe trovarselo un sistema, e ne stanno studiando, non è che sia una cosa utopica, però per bloccare le fake news e soprattutto per bloccare i deficienti che ogni tanto appaiono. Le fake news però diciamo hanno vita breve, se vogliamo, ma no, nel senso che è un po' difficile poi, cioè nel senso, dopo vengono bloccate, ma non passa molto tempo, ma non lo so, ma fanno comunque in tempo a girare, a fare dei guai. Esatto, sì. Io ti faccio un esempio, per esempio, tu sai, e l'ho detto di sopra di ogni sospetto, io sono favorevole ai vaccini. Sai quante robe ogni giorno c'è, specialmente un nostro comune amico, che tutti i giorni mi manda qualcosa contro i vaccini, addirittura mi ha detto: se ti vaccini non ci potremo più vedere perché dopo tu mi inquinerai. L'altra volta mi ha scritto se ti vaccini non sarai più mio amico. Cioè questo non si può permettere a una persona di dire una roba così. Ecco, sì, è vero. Vabbè, sì, allora, da qualsiasi può dire la sua, e non ne veniamo più fuori. Quindi, in ogni caso, ricapitolando, bravo l'amministrazione di Adria, che ha dato che conferisce la cittadinanza onoraria a Liliana Segre.
Vabbè, allora abbiamo così concluso il nostro primo argomento di oggi. A tra pochissimo per continuare Made in Polesine. Come sempre Made in Polesine tutte le settimane su Radio Diva, Radio Colbe, Made in Polesine, la prima messa in onda, lo ricordiamo sempre perché è molto importante, il giovedì, poi durante il fine settimana le varie repliche. Allora, secondo argomento, inciviltà e animali. Allora, cosa è successo? È successo che nella vicina provincia di Verona un signore aveva tante nutrie nel suo campo. Cosa ha fatto? Ha sparso un quintale di mais avvelenato. Cosa è successo? Le nutrie sono ancora vive e sono morte centinaia tutti gli altri animali. Ma veramente, quindi anche qua possiamo fare innanzitutto criticare questo che è successo vicino all'Osi di Busatello, tanto per capire dov'è, onestamente non so, però nella vicina Verona, però potrebbe succedere anche qua da noi. Allora, da una parte è vero che forse le nutrie, tanti animali creano problemi. Sappiamo per esempio che da noi gli agricoltori possono disporre e dare l'incarico ai cacciatori di uccidere le nutrie. Vabbè, può essere contrario, favorevole o meno, eccetera. Però in senso lato il problema è dare la possibilità a chiunque di poter avvelenare non solo gli animali, ma anche inquinare, eccetera eccetera, o adoperare i cosi per le piante, come si chiama, gli anticritogamici, eccetera, sì, esatto, in maniera indiscriminata, forse ma secondo te questo signore era consapevole di quello che stava facendo, oppure era talmente, diciamo, esasperato nel suo intento di uccidere nutri che non si è neanche reso conto, e praticamente che così facendo andava poi a uccidere anche altre specie animali. Insomma, ma io sono convinto della sua buona fede. Ecco, speriamo, qual è il problema? Speriamo almeno che non fosse consapevole di cosa stava facendo, perché era talmente preso. Guarda, io sicuramente sono convinto che non prospettasse di uccidere centinaia di animali in questo sistema, però è appunto il discorso che volevo fare in senso lato. Dà la possibilità a chiunque di poter comprare veleno, di poter far questo, quest'altro e l'altro, e questo qua è grave. Ecco, quindi ci vorrebbe un patentino, ci vorrebbe un controllo, non puoi andare in negozio a prendere un veleno senza avere dei permessi, non so cosa si potrebbe fare. Fatto un'azienda agricola, insomma, fatto sta che può succedere, adesso, anche qua passando di palo in frasca, questo qua ha avvelenato gli animali. Però ricordiamo che c'è un grosso problema sulle nostre falde acquifere col discorso della PFAF, e quindi cosa vuol dire? Che non ci sono controlli, la gente può fare i caspita che vuole. Ecco, per fortuna hai detto caspita. Stavo deviando in un'altra parola, però ecco, questo qua è il problema. E quindi come si può risolvere? Lo diciamo sempre, cioè, a noi ci pagano per risolvere i problemi? No. Siccome quelli che paghiamo... Basterebbe un po' di buonsenso poi. Ecco, ma siccome quelli che paghiamo e prendono una barca di milioni dovrebbero risolverlo loro, quindi sono un po' incazzatissimo. Un po' incazzatissimo. Sono due termini che non contrastano molto. Un po' incazzatissimo. Dai, vabbè. Dai. Allora, abbiamo così esaurito il nostro secondo argomento. Noi ci sentiamo tra pochissimo, ma veramente tra pochissimo, per continuare Made in Polesine. E siamo così rientrati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. Non potevamo, insomma, citare anche in questa nostra nuova puntata il Covid. Esatto. Il Covid e attività praticamente. Allora, è lampante. Cosa dire? È lampante per tutti che tante attività sono alla canna del gas e tante devono chiudere. Prendiamo spunto da una notizia proprio del Basso Polesine. C'è un bar famoso a Portoviro che ha chiuso, c'è scritto stanchezza e crisi economica, ha chiuso lo storico bar, non diciamo il nome, sottolineando il fatto che non ha chiuso per questioni economiche, ma proprio ha chiuso perché magari l'aveva in testa di chiudere, e questo periodo ha sicuramente accelerato le cose. Però anche qua facciamo un discorso generale. Se tante aziende chiudono, e tante aziende purtroppo chiuderanno, una volta uno aveva un bar che magari aveva una gestione buona, aveva uno suo storico, eccetera, lo metteva sul mercato e arrivava sicuramente qualcuno a comprarlo.
fino a poco tempo fa c'era stato il boom dei cinesi che compravano i bar, ben vengono, pagavano benissimo, eccetera eccetera eccetera. Con questa pandemia è molto facile che le aziende chiudano e portino le licenze in comune e automaticamente poi dopo gli altri se ne approprieranno. Non è ultimo, lo sappiamo quasi tutti, le stiamo leggendo in questi giorni, che Venezia in particolare, tanti alberghi prima di chiuderli stanno svendendo a gente che ha soldi, in particolar modo in questo momento qua, ancora una volta cinesi eccetera, che non ci sarebbe niente di male se però effettivamente svendi una cosa che potrebbe costare 10, la svendi a 4 perché non ci sono acquirenti, è una cosa molto ma molto negativa, molto grave, sì. Molto ma molto negativa. Stiamo svendendo il nostro paese e purtroppo lo stavamo già svendendo prima. Tu sai che io ho frequentato un po' un'agenzia immobiliare che vendeva immobili ai russi. Effettivamente i russi facevano grossi affari qua da noi sì. Perché in quel momento l'economia aveva bisogno di infa. Adesso ancora di più. Quindi il 31 marzo, quando ci sarà lo sblocco dei licenziamenti, bisognerà vedere quante aziende riusciranno a resistere o chiuderanno, e quindi ci sarà sul mercato talmente tanti immobili, tante attività eccetera, che diventeremo sicuramente come si dice, dipendenti di altri paesi. Sì, non è una cosa positiva. Non è una cosa noi, positiva. Anche... Cosa bisogna fare? Lo dico? Dai. Paghiamo 14-15 mila euro al mese, 1 migliaio di persone che sono a Roma. Ne paghiamo altrettanti in tutte le regioni. Ne paghiamo qua, ne paghiamo, e dobbiamo risolverlo noi. Appunto, questa cosa. Vabbè. E abbiamo la seconda elementare. Vabbè, dai. Messi bene siamo. Vabbè. Siamo messi da cane. Dai, allora ci facciamo tanto coraggio. Concludiamo questo argomento e ci sentiamo tra poco. Ritornati come sempre, pronti per continuare Made in Polesine di questa settimana, e adesso penultimo titolo, soldi finiti. Ma guarda un po' che roba. Visto che è una puntata un po' così messa sul nervosismo, c'è un servizio del Gazzettino proprio di ieri: soldi finiti, risarcimenti congelati. Doccia ghiacciata dallo Stato, che ha comunicato alla Regione di non aver fondi per i danni della mareggiata. Deluso il presidente Marchesini, che è il presidente del consorzio di pesca di Scardovari. Non diano la colpa al Covid, a Venezia qualcosa è arrivato, perché qui no. A Venezia sono arrivati 50 miliardini, o 50 milioni, no, 50 milioni di euro, scusate, milioni. Che sono non 100 pochi, miliardini del vecchio cono. Sì. E buttali via. Vabbè, però in Polesine non è arrivato niente, o perlomeno arriverà pochissimo, qualche briciola. Che dire? 280 puntate che ogni volta viene fuori che la nostra è una provincia dimenticata dagli uomini e da Dio. Ogni tanto ci danno una spolveratina, qualche urino per fare qualche lavoretto di tamponamento, esatto. Però fatto sta che a Venezia arrivano e qua da noi no. Allora, perché? Forse perché questa volta provo a darvi io una soluzione. Perché forse gli amministratori non hanno, come si dice, le qualità, virgola, il polso fermo, virgola, e l'autorevolezza per poter andare a battere i pugni a Venezia. In regione, sì. In regione. Cosa bisognerebbe fare? Allora, secondo me abbiamo perso un grosso treno, e questo qua non so se tu sei d'accordo o meno, però col governo Monti, quando si dovevano mettere insieme le province, e forse noi saremmo passati con la provincia di Verona. Forse era l'occasione buona per Rovigo per fare quel salto di qualità. Verona avrebbe avuto lo sbocco sul mare, c'è una certa continuità geografica che poteva andare bene, e forse sarebbe stato meglio per tutti noi. Quando risuccederà? Mai più. Questa qua era un'occasione più unica che rara. Purtroppo il governo è saltato e purtroppo abbiamo perso questo ennesimo treno. Poi comunque non si è fatto da nessun'altra parte. Sì, ma a parte che non si è fatto questa fusione tra le province. Per noi, sì. secondo me, sto facendo un discorso mio personale, però secondo me, se noi andavamo sotto la provincia
di Verona facevamo una Ma potevamo macro area. che beneficiare di questa cosa, sicuramente. Potevamo beneficiare in maniera diversa. Purtroppo invece siamo ancora una volta le Cenerentole del Veneto. Sì. Peggio di Belluno. Belluno, insomma. Belluno è messo come noi più o meno, sì, però come però, numeri, come tutto. Però Rovigo, ahimè, non so se cambierà le cose. Vabbè, c'è la ZLS, questa macro area che potrebbe diventare importante. Intanto sono ancora lì in stand by, che sarebbe quella macro area dove avrebbero gli sconti eccetera fiscali da Polesella fino a Bergantino, compreso anche il centro 300 eccetera eccetera, però sono lì in stand by. È una cosa che dovevano fare ieri, non deve essere ancora fatta. Okay. Ma chi siamo noi per giudicare, per parlare male? Insomma, non è che parliamo male, Parliamo malissimo. No, ma stiamo evidenziando un po' quello Sì. che è la realtà attuale, insomma. Ecco. Le nostre magagne. Le magogne. Va bene. Le magogne. Dai, allora, brevissima pausa, torniamo per l'ultimo argomento di oggi. Ultimissimo argomento di oggi di Made in Polesine, un altro titolo così se vogliamo, non è molto diciamo allegro, governo e miseria. Allora, la puntata l'abbiamo giù. iniziata parlando anche di martedì, che il governo ha chiesto la fiducia e abbiamo visto di tutto e di più. 156 voti proprio risicati Sì, eccetera proprio, eccetera. Però cos'è che abbiamo visto? Innanzitutto i Volta Gabbana, che pensavamo fosse un retaggio della Prima Repubblica, invece guarda caso è proprio nel nostro DNA. Persone che fino a ieri erano erano Novax e poi adesso sono favorevoli ad appoggiare la qualsiasi sui vaccini eccetera eccetera. Allora ne parliamo velocemente, perché sono due cose che mi hanno colpito in particolar modo. Innanzitutto, già il giorno prima, quando Conte è uscito fuori, c'è stato l'assembramento di tutti i fotografi. Siccome rompono i maroni a noi degli assembramenti, non possiamo stare. Mantenete le distanze e così via. E poi si va davanti a un bar a prendere un caffè da sporto, siamo in 4, abbiamo il terrore che passino i carabinieri e farci la multa. Questi qua sono in centinaia quando Conte parla. Vabbè che Conte è più importante di noi, però vuoi mettere l'autorevolezza che c'è il nostro amico Damiano con Conte? Ma vuoi mettere? Dai, appunto, e questo insomma, è un altro discorso. Vabbè. E poi la stessa cosa si è ripetuta appunto martedì, quando stavano aspettando i risultati eccetera eccetera. Saranno stati in 300, erano tutti 300 attaccati, tutti uno sopra l'altro. Noi non possiamo andare al cinema, in chiesa c'è su un tavolo uno da una parte e uno dall'altro. Allora, uno la chiesa di Scalon e l'altra la chiesa di San Bartolomeo. Quindi, sì, veramente. Quindi Sì. gran finale. C'è una battuta di Spinoza Live. Spinoza è quel sito umoristico satirico straordinario, che fa vedere una foto. La dicitura è: ma dove vogliono andare se dopo un anno di pandemia nemmeno un senatore sa come si usa una mascherina? C'era la fotografia di 7-8 senatori tutti col nasone fuori, con la mascherina che copriva solo la bocca. Quindi vale sempre la legge del Marchese del Grillo. Ma puoi anche farla vedere la foto, sì, se vuoi. È vero. No, ma vabbè, la faccio vedere. Non so se si vedrà. È cartaceo, però, insomma. Comunque, il Marchese del Grillo diceva: io so io e voi non siete un caspita. Un caspita. Quindi, allora, fin quando noi saremo sudditi e non consapevoli che sono i nostri dipendenti, non ne verremo fuori. E con questa massima io direi mettiamo un po' di musica e andiamo ai titoli concludiamo finali. la puntata di oggi. Ci sentiamo comunque tra pochissimo per, come sempre, i saluti finali. E siamo così nella fase conclusiva di Made in Polesine. Ringraziamo come sempre Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV, e ringraziamo soprattutto anche il nostro carissimo Leandro Maggi, che tra l'altro sicuramente l'avete notato e avete visto anche voi qualche puntata, spero tutte, insomma, di questa nuova rassegna stampa che tutte le mattine il nostro Leandro ci fornisce all'interno di Made in Polesine, è vero? Esatto. Come sta andando? Sta andando bene, ho molti riscontri, la gente è contenta, gli piace che
gli legga le notizie. A parte che leggo le notizie che piacciono a me, quindi Vabbè, lì sono un pochino quello che ritieni più sono importante, poco democratico, insomma, però perlomeno insomma, vedo che le persone sono contente, questo mi fa piacere, Sì. e mi fa piacere che la gente non puoi segua. leggere tutti i giornali, tutti gli articoli, cioè devi fare una selezione. Esatto, comunque poi- leggo 3 giornaletti e allora, ogni volta vedo polemica sulla polemica. Polemica. Allora, il Corriere Veneto, Padova e Rovigo, c'è una striminzita pagina di Rovigo con notizie che arrivano 2 giorni dopo. La voce di Rovigo diciamo che è abbastanza completa, e poi dopo c'è il Gazzettino, che anche loro hanno ridotto molto le pagine, in particolar modo del Delta. Quindi capiamo che la carta stampata in questo momento qua ha grossissime difficoltà. Capiamo e sappiamo che c'è stato un crollo dei lettori e della vendita di copie, però insomma, dato un servizio un pochino più ampio, anche questa nostra provincia, tanto bistrattata, Cenerentola di tutta Italia. Anche nei giornali. Anche nei giornali, vedi? anche nei giornali. Non ci smentiamo mai. No, però- effettivamente quando vedi una notizia su Facebook, per esempio, sul giornale arriva 4-5 giorni dopo. Minimo, sì o no? Sì, se c'è un po' di spazio la mettiamo, dai. È vero. Va bene, dai, comunque mi raccomando, seguite Leandro Maggi tutte le mattine puntuale con la sua rassegna stampa, quindi per restare un po' informati. Sì, su puntuale tutto. proprio no. Range 10-10:30. Sì, tutte le mattine. Tutte le mattine. Non ho specificato orario, quindi sono stato 10-10:30. abbastanza sul vago, dai. Allora, un ringraziamento a tutti voi che ci seguite tutte le settimane, da parte mia Davide Stefanelli E Leandro Maggi. l'augurio di un buon fine settimana. Ci sentiamo giovedì prossimo, il nostro classico countdown. 3, 2, 1. Chapeau, ciao a tutti. Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.